Ecco, ci troviamo a Lugugnana, siamo insieme a Renato e Stefania. Siamo non alla Cereal Docks dove siamo abituati a vedere Renato, ma di fronte alla postazione di dove sorgerà, speriamo di no, dal mio punto di vista e da questo punto, nostro punto di vista, la Sigeco. Cosa ci puoi dire, Renato, a questo proposito? Siamo qui perché innanzitutto sentiamo che abbiamo un dovere morale di essere qui contro questa centrale. Alle mie spalle c'è già una vergogna, milioni e milioni di tonnellate di immondizie che la popolazione di Lugugnana ha sopportato per decenni. Adesso questa popolazione non può sopportare anche questo sopruso. 1374 quintali al giorno di sorgo bruciato, 9 ettari di terreno buttato via. Stavi dicendo? Questa centrale brucerà 1370 quintali al giorno di sorgo che verranno reperiti da 1600 ettari che verranno sottratti al mais e altri cereali che ci servirebbe per noi, per mangiare noi. Con cosa ci alimenteremo? Le nostre derrate quanto costeranno se va avanti così? Noi paghiamo il 7% della bolletta per incentivare questo tipo di impianti, paghiamo le multe della CEE perché l'aria è inquinata e la regione non fa niente, paghiamo perché questa è un'ordinanza del sindaco del comune di Portogruaro che per diminuire il PM10 nell'aria ha abbassato i gradi delle nostre case e degli uffici. Paghiamo sempre, è ora di dire basta. Allora, scusa se ti interrompo, qua oltre che alla Sigeco abbiamo a qualche centinaia di metri, possiamo dire, la Zignago Power, poi c'è la Cereal Docks, ce ne sono tante altre più piccoline qua intorno, un 10, 11, 12 credo addirittura se andiamo a fare la somma, però non si riesce a fermare. Cosa ci fa pensare che riusciremo a fermare la Sigeco? È la politica che ci ha messo in questa situazione e noi ci rivolgiamo ai politici perché ci tirano fuori da questa situazione. Ma quante possibilità reali abbiamo visto purtroppo i negativi precedenti? Se la politica, i politici nostri, le categorie economiche, perché anche gli albergatori, i commercianti devono avere a cuore questo territorio perché sono qui che vivono, commerciano, guadagnano e soprattutto abitano con i propri cari. Se anche loro si uniscono a noi e facciamo fronte comune, la politica che ci ha messo in questa situazione ci tirerà sicuramente fuori. È in discussione in Parlamento la modifica sulla normativa delle rinnovabili, è lì che stringendo con la politica si può modificare questa normativa che sta distruggendo il territorio nostro e sconvolgendo tutta quanta la pianura padana. Solo nel nostro territorio, come hai riferito, 12 centrali, tra quelle a biomassa, a digestato e queste che bruciano. È una cosa che il nostro territorio non è più in grado di sostenere. Allora, chiudiamo qua questa prima puntata, diciamo, ma ce ne saranno altre perché questa è una situazione che diventa a questo punto molto grave a mio avviso, ma non solo io che la penso così, perché questa volta ci deve essere una mobilitazione del cittadino, perché solo il cittadino insieme, giusto? Veramente, sì, noi cerchiamo anche oltre all'amministrazione comunale, i politici, anche i cittadini, soprattutto noi di Lugugnana, io sono una mamma di Lugugnana
e cerco proprio le mamme, i bambini piccoli dell'asilo, delle elementari, che vengano qui, che facciamo un po' di presidio, un po' di picchetto, perché è ora di finirla. Porto il mio esempio, sono 14 anni che abito qui a Lugugnana, ho già fatto 2 raccolte firme, ho già fatto 2 picchetti. In 14 anni mi sembra un po' eccessivo. Certo che qua diventa anche poi un paradosso, abbiamo 2 alberi secolari qua, adesso non so da quanto siano qua, un ambiente che dovrebbe essere incontaminato, natura bellissima, e poi abbiamo, come dicevi tu Renato, una discarica là, un bulldozer qua già pronto a devastare il territorio con tutta una serie... E una centrale di stato là. Un'altra centrale a biogas, insomma qua tutto intorno, se si va a guardare bene, sono nascoste, ma neanche tanto, tutta una serie di insidie, la cosiddetta civiltà che va a devastare la natura. Speriamo che voi e noi tutti insieme si riesca quantomeno a fermare questa. Ci sarà una manifestazione sicuramente nelle prossime settimane, e qui chiediamo già ai cittadini, alle forze sociali ed economiche che si uniscano a noi, compreso tutte le associazioni di volontariato, dall'Avis all'Aido a quelle sportive, perché solo tutti uniti, e se siamo tutti uniti, possiamo vincere questa guerra. Bene, adesso allora, non è più una battaglia, ma è una guerra. Allora, con questo auspicio un po' inquietante anche per certi versi, diamo appuntamento alla prossima, perché abbiamo bisogno di tutti. Grazie. Grazie.